ventunenni di Pompeiana sono usciti fuori strada con un motocarro H50, probabilmente a causa di un avvallamento della strada o di uno sbilanciamento del mezzo dovuto al carico, finendo in una scarpata a circa 40 metri al di sotto della sede stradale. È accaduto questa mattina, intorno alle 9, in zona Zonchi di Pompeiana. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i volontari della Croce Verde, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il giovane ferito più gravemente è stato stabilizzato e quindi portato a bordo dell'elicottero dei vigili del fuoco con il vericello, poiché la zona impervia non consentiva l'atterraggio. Il giovane, che è rimasto cosciente durante tutte le fasi del soccorso, è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietraligure. Ha riportato la sospetta frattura di una gamba. Il secondo occupante del motocarro è stato invece accompagnato all'ospedale Boria di Sanremo per accertamento.